interrogato venerdì prossimo Andrea Vescovo, il 38enne ritenuto complice del vigile Riccardo Salvagno. Potrebbero chiarirsi molti dubbi. Rubate le scarpette rosse in memoria di Giulia Cecchettin all'oratorio San Pio X di Portogruaro. Erano incollate sulla sezione di un tronco posto su un tavolino proprio all'ingresso. Anche i carabinieri sono stati informati. Era stato allontanato da moglie e figli per la sua violenza, ma non ha rispettato la disposizione rientrando in casa. 52enne di Mestre arrestato dalla polizia. Entro il 2027 le eventuali carenze di organico per i vigili del fuoco di Venezia denunciate da tempo saranno sanate, lo comunica il Viminale rispondendo alle domande di Ettore Rosato sulle problematiche del corpo. Dal Teatro Verdi di Pisa alla Fenice di Venezia continua la protesta degli orchestrali contro la nomina di Beatrice Venezi, volantini distribuiti al pubblico e poi lanciati dai loggioni. Tra i momenti più emozionanti della fiamma olimpica Mestre è la presenza del campione 18enne di paracanoa Leonardo Frosi, tedoforo speciale. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la vicenda che ha visto coinvolto il vigile urbano Riccardo Salvagno, arrestato per l'omicidio di Sergiu Tarna. Sarà interrogato venerdì prossimo Andrea Vescovo, il 38enne ritenuto complice del vigile. Potrebbero chiarirsi molti dubbi su questo delitto. Sicuramente la prossima settimana, molto probabilmente verso gli ultimi giorni, forse venerdì. Tra meno di una settimana dunque Andrea Vescovo, il 38enne ritenuto il complice di Riccardo Salvagno nell'omicidio di Sergiu Tarna, sarà sentito per la seconda volta. Nel primo interrogatorio si era avvalso della facoltà di non rispondere. Quello che emergerà ora potrebbe chiarire molti dei dubbi che ancora sono senza risposta. La volontà del Vescovo e anche la sua lucidità consente sicuramente di dare un contributo fattivo, un contributo importante. Vedremo se nel prosieguo anche l'altro indagato Salvagno sarà in grado di ricostruire compiutamente quei concitati momenti. Vescovo sicuramente lo farà, perché lui è, sia adesso che nel momento in cui si è verificato l'episodio, probabilmente molto più presente rispetto a quello che dice essere stato Salvagno, quindi sicuramente ci sarà un contributo importante. Noi ci aspettiamo, così come gli inquirenti, di avere la definizione di tutto quanto è successo quel giorno con la ricostruzione dei due indagati. Adesso che tutti gli elementi, molti degli elementi sono, diciamo, sul campo, sarà più facile andare a individuare tutti quelli che sono le circostanze di quel giorno, di quella sera, e in particolar modo del momento in cui è partito quello sparo che ha ucciso il povero Sergio. Intanto il vigile quarantenne avrebbe dichiarato di aver lasciato la pistola in un cassonetto in Spagna, dove si era diretto subito dopo l'omicidio del barman 25enne. L'avrebbe lasciata una volta abbandonata l'auto, che dovrebbe rientrare in Italia entro una decina di giorni per salire poi sull'aereo. Versione su cui nutre alcuni dubbi. Qualche perplessità posso anche ritenere che vi sia, tenuto conto che non so quanto ragionevolmente una persona porti una pistola in giro per l'Europa e la lasci in un paese straniero. Vero è che può essere che la concitazione di quei momenti abbia, tra virgolette, consigliato il Salvagno in questo senso. Non sono in grado di affermarne la veridicità o meno, qualche perplessità a me rimane. La speranza della procura però è quella di trovare l'arma nascosta sotto i sedili. Rubate le scarpette rosse in memoria di Giulia Cecchettin all'oratorio San Pio X di Portogruaro. Erano incollate sulla sezione di un tronco posto su un tavolino proprio all'ingresso. Non sappiamo chi sia stato, ha dichiarato Don Giuseppe Grillo, ma si pensa soprattutto ad una bravata di qualche ragazzo. Anche i carabinieri sono stati informati del furto. Violenze e maltrattamenti alle figlie e alla moglie. Un 52enne di Mestre è entrato in casa nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato in flagranza dalla polizia.
Arrestato in flagranza di reato dalla polizia di Venezia. Un 52enne di Mestre è stato trovato all'interno della casa della moglie per cui aveva un divieto di avvicinamento. L'uomo si è reso protagonista di reiterate aggressioni nei confronti delle figlie e della moglie, mandandola più volte in ospedale. A fermarlo non è bastata la misura di restrizione e nemmeno l'allontanamento dalla casa coniugale. Durante un controllo finalizzato a monitorare le vittime di violenza, una pattuglia del commissariato della polizia si è recata nella casa della donna. Giunti nell'abitazione hanno sorpreso il 52enne che aveva approfittato dell'assenza della moglie per intrufolarsi in casa. Episodio notificato all'autorità giudiziaria che ne ha disposto l'arresto. Diffusi i dati della Polizia Locale di Jesolo, in aumento gli incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza, mentre aumentano i controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. A Jesolo aumentano gli incidenti stradali. Nel 2025 sono stati 393, 16 in più rispetto all'anno precedente. 5 le vittime, 4 in più e 154 feriti contro i 153 dell'anno precedente. A fare il punto sulla sicurezza stradale la polizia locale in occasione della festa del patrono San Sebastiano. In 36 casi gli incidenti sono legati alla guida in stato di ebbrezza, in altri 8 all'uso di stupefacenti. 13 invece le persone denunciate per fuga o omissione di soccorso, mentre sul fronte delle sanzioni per violazioni al codice della strada 1230 hanno riguardato la mancata revisione dei veicoli, 54 la guida con patente scaduta, 166 il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 35 l'uso del cellulare alla guida. Complessivamente sono state ritirate 207 patenti, di cui 65 per guida in stato di ebbrezza e 9 per l'assunzione di stupefacenti. Continua anche l'attività di contrasto allo spaccio con l'intensificazione dei controlli. 256 i servizi di prevenzione e repressione, di cui 120 col supporto dell'unità cinofila. Nel corso dell'anno sono stati sequestrati 600 grammi di droga tra hashish, marijuana e cocaina, emessi infine 65 daspo urbani. Entro l'anno il governo provvederà a sanare la carenza d'organico dei Vigili del Fuoco di Venezia. È la risposta ad un'interrogazione presentata dal deputato di Azione Ettore Rosato. La messa al bando di 45 posti per nautici di macchina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco coprirà le carenze di organico di cui soffre la sede di Venezia. La risposta del governo alla sollecitazione del deputato Ettore Rosato è arrivata tramite il sottosegretario al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco. Rosato aveva portato all'attenzione dell'esecutivo i problemi e le difficoltà da tempo sollevati dai vigili del fuoco veneziani, quotidianamente impegnati nel superamento di una serie di difficoltà che ne rendono più complessa l'attività in laguna, chiedendo tra l'altro lo stanziamento di risorse straordinarie attraverso un capitolo di spesa dedicato ai vigili del fuoco lagunari. La città di Venezia è una città particolare, lo è anche per le esigenze dei vigili del fuoco. Le organizzazioni sindacali, il comando, avevano fatto richiesta di poter avere quegli uomini sufficienti per ritornare ad un organico adeguato. Rosato aveva interrogato il governo Meloni anche sul ripristino delle imbarcazioni oggi ferme. Per il governo, peraltro, Venezia ha più del doppio di imbarcazioni rispetto alla configurazione operativa minima e segnalato che le autopompe lagunari espongono gli operatori a condizioni meteo estreme senza adeguati dispositivi di protezione. Qui la risposta è che si tratta di imbarcazioni volutamente scoperte per poter attraversare i ponti della città in ogni condizione di marea. Una novità invece è l'acquisto di imbraghi speleoalpini e fluviali per sopperire all'impossibilità di utilizzare le autoscale. Il sottosegretario Prisco ha risposto a una mia interrogazione dicendo che lo farà, 45 nuove assunzioni entro il 2027. Bene, cercheremo di verificare che i tempi vengano rispettati, magari facendo il possibile perché arrivino anche un po' prima. Dal Teatro Verdi di Pisa alla Fenice di Venezia non si ferma la protesta silenziosa dei dipendenti contro la nomina di Beatrice Venezzi, distribuiti al pubblico e poi lanciati dai loggioni dei volantini. Oltre 10.000 le spille già richieste. A Pisa gli applausi per la direzione della Carmen, a Venezia i volantini distribuiti dai rappresentanti sindacali delle maestranze della Fenice come protesta gentile, silenziosa, così è stata definita, contro la nomina di Beatrice Venezzi. A legare le due città le spille gialle su giacche e cappotti del pubblico di entrambi i teatri.
Oltre 10.000 quelle finora distribuite, nate dall'idea di prendere una posizione contro la nomina di Venezia al concerto di Capodanno e che sono diventate ormai un simbolo. Abbiamo, richieste da tutta Italia e non solo dall'Italia, anche dall'Europa stessa. Adesso non riusciamo neanche quasi più a gestire questa cosa e infatti per fortuna c'è un comitato di abbonati, di gente che viene da tantissimi anni a teatro e sa cosa vuole, sa cosa noi chiediamo e ci appoggiano. E come annunciato alla prima del Simon Boccanegra, una rappresentanza degli orchestrali ha distribuito volantini all'entrata del teatro. Il pubblico presente ha gradito particolarmente questa nostra ennesima iniziativa, tant'è che a fine recita hanno gettato dall'alto i volantini. La bellezza è verità, la verità è bellezza. Noi non vogliamo dire oltre perché noi, come sempre, non abbiamo voluto commentare le dichiarazioni del maestro Venezzi, ma vogliamo continuare con questa nomina che secondo noi è assolutamente sbagliata. Ed è proprio il pubblico a sostenere la protesta delle maestranze. La Spilla è a favore della musica, non è contro la Venezia. Adesso fanno vedere la vittima, vabbè, lei è parte di questo sistema, sia lei a fare un passo avanti piuttosto, anzi un passo indietro, per poi fare tutti quanti uno avanti. Sentir parlare di anarchia da parte di colei che è stata nominata per amicizie, insomma, è ridicola. L'obiettivo nostro è sempre lo stesso, ci vuole un percorso con un direttore, non si può nominare una persona senza avere un percorso insieme, questo è un lavoro che si fa da anni. E nonostante alla Fenice lo scontro sulla nomina di Beatrice Venezzi continua ad avere toni forti, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro rimane fiducioso di arrivare ad una soluzione che sia soddisfacente per tutti. La bufera alla Fenice non è ancora passata, ma Luigi Brugnaro continua ad essere fiducioso e soprattutto a lavorare per una composizione tra le parti che da mesi si scontrano sulla nomina di Beatrice Venezzi a direttrice musicale. Da sindaco di Venezia, Brugnaro è anche presidente della fondazione che fa capo al teatro. Io sono positivo, sono ottimista, sono sicuro. Cioè, se riusciamo, non è detto che ce la facciamo, ma se ce la facessimo a trovare una qualche forma di incontro, di conoscenza, di cose, io sono convinto che da questa cosa potrebbe nascere una grandiosa rinascita della Fenice a livello mondiale. Intanto sarà ripristinato il cosiddetto welfare per i dipendenti che era stato sospeso a novembre. Con la mensilità di gennaio arriverà anche un bonus che a seconda del ruolo in teatro oscilla tra i 350 e i 1100 euro lordi. Guardate che nella vita se ci si crede si ottiene, bisogna crederci tutti e devono, ripeto, vincere tutti. Secondo Beatrice Venezzi, all'estero ci si chiede come sia possibile che un teatro finanziato dallo Stato sia sostanzialmente gestito dai sindacati in un contesto totalmente anarchico. Per Brugnaro è inevitabile che nel clima che si è creato, chi è stato sottoposto a critiche, come la musicista, reagisca. Non prendo in negativo neanche le osservazioni degli orchestrali, cioè ho sempre tentato di giustificare questa cosa e continuo a farlo anche oggi. È normale, quando poi le cose si alzano, i toni, poi essendo la Fenice un teatro importante è chiaro che ogni cosa che si dice si può interpretare in tanti modi. No, io credo che sia non so come dire, il risultato di tanta voglia, di tanta passione che dobbiamo semplicemente incrociare. Ecco, io spero di riuscire a incrociare queste passioni, questi amori che poi potrebbero sfociare in qualcosa di grande. Oltre 30 realtà associative, sindacali, studentesche e politiche si sono date appuntamento in piazza Ferretto a Mestre per sostenere il popolo iraniano. La manifestazione ha espresso solidarietà al movimento di protesta e una ferma condanna della repressione del regime dei mullah. Gli organizzatori chiedono la fine delle violenze, lo stop alle esecuzioni capitali ed il ripristino delle comunicazioni. Un'iniziativa, sottolinea Silvia Nalin, che smentisce con i fatti le divisioni sull'Iran nel centro-sinistra veneziano. Appena ricevuta la delega del presidente Alberto Stefani, la consigliera regionale Laura Besio illustra come porterà avanti in regione il suo impegno per Venezia.
Il rilancio di Porto Marghera avrà un ruolo strategico nel futuro della città di Venezia, ma non solo. Appena ricevuta la delega per Venezia dal presidente della regione del Veneto Roberto Stefani, la veneziana Laura Besio, consigliera regionale eletta tra le fila di Fratelli d'Italia e ora anche con delega speciale per Venezia, non perde tempo. Solo pochi giorni fa la firma della delega a Palazzo Ferrofini è ora già in pieno movimento come una trottola. In questi primi giorni è stata già molto presente in città, presenziando a tantissimi eventi, dalla visita al presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale Matteo Gasparato, con i porti di Venezia e Chioggia, all'accoglienza della Fiamma Olimpica a Mestre Venezia. Da veneziana sento questa responsabilità in modo ancora più diretto, conosco le difficoltà di chi vive, di chi lavora, di chi alza la serranda ogni giorno, di chi investe, di chi chiede risposte concrete. Le sfide sono moltissime: salvaguardia, tutela, sviluppo, rilancio, riqualificazione. Lo spirito di servizio e il senso di responsabilità e anche l'amore per questa città sicuramente non mancheranno. La delega per Venezia è vista come un cambio di passo della regione nell'approccio alle tematiche veneziane. La nascita di una delega specifica per Venezia è un segnale politico importante. La regione del Veneto finalmente riconosce in modo esplicito l'eccezionalità della città e delle sfide che si trova ad affrontare ogni giorno. È un cambio di passo importante che va riconosciuto al presidente Alberto Stefani. Sono altresì riconoscente, e per questo motivo sento anche forte la responsabilità di questo incarico, al senatore Raffaele Speranzon e al capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Claudio Borgia per aver segnalato il mio nome come persona con un bagaglio umano, politico, professionale e lavorativo rispondente alla complessità di questa delega. Torniamo a parlare ora della Fiamma Olimpica, perché tra i momenti più emozionanti a Mestre la presenza del campione di paracanoa Leonardo Frosi. Tedoforo speciale, vediamo. Il passaggio della Fiamma Olimpica a Mestre sarà ricordato soprattutto per la presenza di un tedoforo speciale, il campione 18enne di paracanoa di Pianiga Leonardo Frosi, che è riuscito a coinvolgere il pubblico con la sua energia, ma soprattutto con la sua tenacia. Durante questa tragitto di questa cosa mi sono sentito parte di qualcosa di grande, di un'organizzazione che ha fatto i valori dello sport appunto nel simbolo della Fiamma Olimpica. È stato positivo, emozionante. Leonardo lotta da 6 anni contro un tumore al cervello che gli ha portato via prima la vista, poi l'uso delle gambe e ora sta compromettendo il suo udito. Eppure questo non gli ha impedito di dedicarsi allo sport, la canoa in particolare, vivendo ma soprattutto trasmettendone i valori e i principi e dando un grande insegnamento. Vederlo nei panni di Tedoforo è stata un'emozione indescrivibile, soprattutto per chi con lui ha un rapporto speciale, in primis il suo allenatore. La più grande emozione che ho avuto nella mia carriera sportiva. Come tecnico, come atleta prima, come tecnico ho premiato alle Paralimpiadi, sono all'interno del movimento paralimpico, ma portare un ragazzo, accompagnare un ragazzo, e per me è stato un onore, sono fiero di fare questo con Leo perché è una cosa indicibile, è difficile da descrivere, c'è una grossa emozione, dunque è sicuramente un ricordo molto forte, lo porterò con me più di qualsiasi altro risultato sportivo. Per me è stata un'emozione enorme e avere la possibilità di dimostrare la forza di Leonardo sia in acqua come campione italiano che come tedoforo è stato veramente unico e che sia di grande valore per tutti gli atleti paralimpici italiani. E siamo alla pagina dello sport, nuova vittoria del Venezia che spugna anche il campo del Mantova per 5-2 in una partita condotta sempre in vantaggio di almeno 2 gol. Dopo 21 partite gli arancio-nero-verdi conservano il secondo posto in classifica ad appena 1 punto dalla capolista Frosinone e a più 3 dal Monza. Prossimo impegno sabato prossimo al Penzo contro la Carrarese. Ed era questa l'ultima notizia da Venezia, grazie per essere stati con noi. Vi lascio dopo la sigla alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.